Ciao a tutti carissimi, siamo sabato 5 luglio e sono qui ai 1600 metri del rifugio Larici indicativamente, siamo un paio di curve più sotto, per fare il nostro grande ritorno a Cima Mandriolo dopo circa 2 anni e mezzo di assenza dalla prima volta in cui il tempo fu pessimo. Alle 9:46 ci apprestiamo a partire, adesso vi inquadrerò la truppa che mi accompagnerà in questa escursione. Intanto ne approfitto per salutarvi mio cugino Simone. Dopo Ciao belli! avevo un po' di tempo, torna in escursione con me. Qua davanti vedete la nostra meta odierna. Qua davanti vedete Cristian, tornato in escursione ultimamente spesso. E lì davanti c'è anche Elisa, che per la prima volta in escursione nei video. Pronti per la rampa iniziale. Ecco ragazzi, siamo arrivati a Bocchetta Larici, abbiamo già macinato 210 metri di dislivello. Guardate, beh, il panorama si vede parzialmente, diciamo, oggi. Ragazzi qua Signora. non male, dai, finora no. Cimu? Ci sta. Ci sta, senti che arietta che c'è qua nella Bocchetta. Adesso proseguiamo verso ovest. Perché mandariolo? Porta a Manazzo, 1795, 50 minuti, Cima Vesena appunto vedete 2 ore, c'è un sentiero che collega le due montagne. Il tempo per ora tiene ancora. Tiene. Le sostiene. Le occhi? Vertigini qua. Non fai i conti separati. Dai, ci siamo quasi, pochi metri ancora alla meta. Ci siamo ragazzi. Olè. Cima Mandriolo, parte seconda. Fatto Simo, un graditissimo ritorno. Davanti ai laghi di Levico e Caldonazzo. Arriviamo a Maiga Mandriolo e facciamo pranzetto. Ora no. Tu dai giusto.
Ragazzi, sarebbe il Flavort che ho fatto settimana scorsa. Voglio prendere il caseificio. Sì, ok, allora posso chiamarlo del turismo. Per ora ci buttiamo 2 ore da te? Sì, sì. Cioè, io mi leggo un libro oppure dormo un'oretta magari. Ah, sì. Che paretone verso nord. Adesso ragazzi andiamo a Malga, Campo Mandriolo, a fare un piccolo ristoro così, mangiare qualcosina, monitorando però anche il tempo perché qui davanti si vede ad occhio e leggo anche nei messaggi del gruppo meteo che stanno arrivando dei bei temporali. Non è che ci siamo quasi, tanto all'orizzonte si iniziano a vedere anche dei fulmini.
Credo che siamo arrivati. Siamo Dai, ora dell'aperitivo. 12:30, adesso si va a mettere qualcosa tra i denti. Ecco qua, arrivati. Tanto ragazzi, arrivate anche le birre, allora un'uncina a tutti, tutta la compagnia. Grande, bel giro Jacopo, grande, numero 1. Bella escursione ragazzi, tutti la compagnia, in attesa del tagliere. Anche schiumetta. Ma Siamo qua cari miei, arrivati anche i taglieri. Guardate che spettacolo. Bene. Questo io non posso. E il panno? E siamo in ritorno con pioggia, ritorno bagnato. Appena finita la pausa pranzo, mangiato egregiamente, bevuto bene, adesso pronti per Il ritorno. il ritorno a Rifugio Le Arici. I due ragazzi da davanti, Elisa in corsa. D'altronde ci è andata da Dio finora e ci ha regalato un'escursione senza pioggia, si può anche concedere un po' di gocce Sì. pomeridiane. Ed ecco qua, i due ragazzi da Solitaria. E adesso Guardate sopra di loro, sopra di loro incredibile, mole, inconfondibile del profilo del Portule. Bene, giunti qua ormai alla fine. Siamo addirittura d'arrivo, diciamo, mancando penso a occhio 2-3 km. Sotto una leggera pioggia, però Sì, dopo Rifugio Val Formica. sì, si va a fare il pieno. Andiamo a fare la tapina finale prima del ritorno, dai, in città dopo quasi 10 km comunque l'escursione qua, Sì, Quindi- sembrava easy Non e alla sotto- fine è easy. Alla fine easy, lunghetta, però città. Ci sta. Temperatura perfetta, Fanno Forse 15 anche- gradi, pioggia, sta a Dio sta un sabato alternativo per te. per me. Oggi giunti alla meta. Siamo pronto per Val Formica. Ci siamo. Tempo Tempo uggioso, ma tutto sommato clemente, dai. Rifugio Val Formica. Prima volta per me. Ci ha chiesto ma lì nel bar qua lui non sapeva il nome, fanno bruschette, ho detto sì guarda che te le fanno. Va, no, è aperto il bar. Un po' stile menette. Jacopo se... Capo del mese. Poi si deve... Bene ragazzi, salutiamo Rifugio Val Formica e riprendiamo il cammino. Ragazzi, allora Val Formica. Top. c'è un video... Sì. La Simo Val Formica bella, lei merita sempre, giusto? Merita sempre. Tempo bello adesso. Sì, no, ma anche birretta buona. Chris, Sta uscendo il sole. Val Formica prima volta questa. Prima volta. Anche per te prima volta. Abbiamo avuto una forza. Quindi salutiamo il rifugio e alla prossima. Oh, con tempo in miglioramento, guardate che si schiarite. Qui sotto. Ce la siamo rischiata. Mi dice che ha detto la giornata sprecata che aveva detto stamattina.
Allora signori, siamo arrivati alla macchina, sono le 15:36, dopo 20.600 passi ce l'abbiamo Bella! fatta. Ah sì, Che super che siamo. ancora il 34% dell'energia. Un tagliere. Dopo Mezzo panino. panino. Svariati decilitri d'acqua. Siamo giunti alla macchina. Ragazzi, un commento sull'escursione Cima Mandriolo. Allora, direi una passeggiata tranquilla Sì, panorama stupendo comunque la in cima e anche in natura, cresta bellissimo. prima di arrivarci. e compagnia Top, top. dirette fresche. Sì, punti di ristoro ottimi, ci stavano a pennello. Anche di prima volta a Cima Mandriolo. Ottimo. Ci siamo rischiati a giocata e ci è andata bene. C'è andata da Dio, sì. Concluso tra l'altro Guarda. col sole, proprio come ciliegina Sta sulla uscendo il torta. Perfetto. Cima Mandriolo, finalmente sono riuscito a vederla anch'io. Dicevo che sono riuscito a vederlo anch'io per la prima volta in tutta la sua bellezza, quei laghi, Levico, Caldonazza sotto, la Valsugana, i Lagorai di fronte. Quindi sperando che l'escursione vi sia piaciuta, noi vi salutiamo, vi rimando come sempre alla prossima escursione, chissà dove sarà, e intanto Ma basta. alla prossima.